Prima lo stupore, poi la rabbia o a seconda dei casi la rassegnazione per il valore di quelle azioni colato a picco, quindi ora l'attesa, ma con quali prospettive? Dopo il voto dell'Assemblea dei Soci che quasi all'unanimità ha sancito la trasformazione in SpA di Veneto Banca, una scelta definita per molti versi obbligata, sono in tanti ad interrogarsi su cosa accadrà. Speranze ce ne sono, fiducia un po' meno. La ferita provocata dagli ultimi avvenimenti è troppo fresca e ci vorrà del tempo prima che possa rimarginarsi. Sperano, diremo, di poter ritornare, diremo, nel mercato con queste azioni che non si sa quanto. So che sono state pagate 39 euro, è vero, e adesso il valore sono. È ottimista. No, per niente. Penso che andrà meglio con l'entrata in borsa delle banche, perché perlomeno salverà quel poco che possa dare da un fallimento che mi sembra era previsto. Più si ingrandiscono, più diventano intoccabili e quindi sarà ancora più una sorta di gruppo che fanno quello che vogliono. Non glielo so proprio dire, non penso che la situazione tenda a migliorare, ci vorrebbe qualcos'altro, ma cosa è difficile poi da stabilire. Allora io dico che chi ha una pistola forse potrebbe rapinare una banca, chi ha una banca può rapinare tutti. Le banche dovrebbero essere istituzioni di cui i cittadini e i clienti si fidano e dovrebbero essere delle istituzioni sane. Se non lo sono è un grande danno, morale anche, perché è la fiducia che viene meno. Penso che sia importante avere un po' fiducia sulle decisioni prese forse da qualcuno un po' più competente e sperare nel bene e stare molto attenti alla gestione dei propri risparmi.